Pensiero del giorno, martedì 15 luglio. Coraggio nel superare i pregiudizi. Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Gesù sta attraversando la città di Gericò e c'è molta folla attorno a lui. Tra la gente c'è un certo Zaccheo, esattore del fisco, che proprio per questa sua professione era considerato un pubblico peccatore. Egli vorrebbe vedere Gesù, ma non riesce perché è piccolo di statura. Allora corre avanti e si arrampica su un sicomoro. Il suo gesto non è sfuggito al maestro, il quale, tra la sorpresa della gente, alquanto scandalizzata, lo chiama per nome e si autoinvita a casa sua. La prima cosa che balza agli occhi di fronte a questa scena è l'amore di Gesù per quelli che sembrano più lontani da Dio. È un amore che prende l'iniziativa, andando al di là degli schemi umani, dei pregiudizi, delle opinioni, dei cosiddetti ben pensanti, delle convenienze sociali, di tutto. È un amore che non giudica, un amore che non sta a misurare le distanze. Come vivere allora questa parola? Anche noi, come Zaccheo, siamo dei poveri peccatori. E anche a noi Gesù dice: scendi subito, cioè lascia il tuo isolamento, le tue paure e i tuoi pregiudizi, i tuoi ripiegamenti sul passato, i tuoi timori di non farcela e va incontro a Gesù. E poi accogli Gesù nella casa della tua anima, ricominciando di nuovo. Allora non tarderai a sperimentare anche tu la pace indicibile che viene dall'incontro con Gesù e la gioia che si prova nell'essere uniti a Lui e nel costruire rapporti nuovi con l'amore vero, quello appunto che ci ha insegnato Lui. Chiara Lubick, estratti dal commento alla Parola di Vita, novembre 1989. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di Vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33.